Buongiorno a tutti, da Buongiorno, buon Marco e pomeriggio Simona. dagli zii. Come avrete capito, l'altra novità della telecronaca di oggi è l'assenza di Cinzia che, non riuscendo a reggere la tensione, ha lasciato il passo al resto della famiglia. Meno male che ci siamo noi. Partiti. Mettono giù palla sulle tre quarti, cerca di manovrare, bella palla filtrante, messa in mezzo, Tiro. va al tiro, Nessuno sulla bellissimo intervento del rimessa. portiere. E Pellegrini sulla palla, va Pellegrini, palla centrale, palla lunga in mezzo, mal difesa. Mamma mia. Ottimo intervento di testa del centrocampista Rovigo, ancora Bravo. Ramazzina di testa, Zago che si lancia sull'out di sinistra, cerca di Bella battere velocità. l'avversario diretto, lo supera e Fallo. viene Sì. atterrato in modo... Vediamo in area che i ragazzi cercano di smarcarsi l'avversario diretto, palla dentro e c'è il gol! Segna il capitano, mi sembra, numero 5 Rossi. No, ha segnato il 2 Azzini. Azzini, chiedo scusa. Direi ottimo approccio. Bravo Paolo. Cercano di dialogare i ragazzi del Cavalzer che Pericolo. l'11 conquista un buon pallone, cerca il tiro dal limite dell'area, buon intervento di testa, Ramazzina con la palla, cerca di girarsi, va al tiro, buona conclusione, debole purtroppo. Sta cercando il compagno 9 al centro, dialogano il 9 e il 10. Rischia Scaranello, s'avventa sulla palla il numero 11, in verticale batte l'avversario diretto, No, cerca sei di in difendere area, lo spazio, lascia. entra in area di rigore, ora Esatto. ne esce, buon pallone in Bravo. mezzo, si appoggia dietro il numero 9, Bravi. buon pallone dietro per il numero 4 che va alla conclusione, che poi rilancia in avanti, Scaranello, un controllo complicato e un intervento sicuramente da sanzionare. Un giocatore del Cavarzere fa movimento cercando di liberarsi per quello che può essere un'eventuale respinta del portiere, ottimo intervento di Fenzi, c'è un angolo quindi per il Cavarzere. In questo momento sta salendo, attenzione, palla filtra, palo, Pellegrini, palla larga per Zago che ora controlla, punta l'avversario diretto, se ne va sulla sinistra, buon pallone al centro, colpo di testa, traversa e nuovamente respinta. Buon invio di Fenzi, no. Ha colpito l'avversario diretto. Palla in verticale del Cavarzere, sembra filtrare, attenzione! Rete! Rovesciata! Bellissimo gol del Cavarzere. Numero 9 del Cavarzere trova il pari su un calcio di punizione inizialmente dubbio. Palla in verticale e fine del primo tempo. Palla alta verso il centro, non riesce l'appoggio al compagno, buon recupero di secondo Legno, grande conclusione dal limite dell'area di Pellegrini, sfortunatissimo Rovigo della rete, barriera ad un giocatore, pallone lungo al centro che filtra e sul pallone, palla alta che filtra per un attimo sui piedi di Rovigo, nessuno che tira, Gardina e l'arbitro fischia alla fine. Gardina ha avuto sui piedi un possibile pallone della partita, i ragazzi non se la sono sentiti calciare verso la porta. Chiudiamo con un pareggio che non aiuta nessuno.